L'Epifania è la festa che chiude un ciclo di 12, di 12 giorni, che sono appunto le 12 notti che vanno dalla notte della vigilia di Natale alla notte della vigilia dell'Epifania, e sono importantissime nel ciclo tradizionale in tutto l'Occidente cristiano. Tant'è vero che, per esempio, una delle commedie di Shakespeare si chiama La dodicesima notte e riguarda proprio la vigilia dell'Epifania. Una tradizione antichissima, quella dei roghi della Befana. L'origine si perde nella notte dei tempi, scandita da simboli precisi. Il più importante è il fuoco. La tradizione dei roghi è un po' stratificata, perché appunto si parte da il solstizio d'inverno, cioè il giorno più corto dell'anno, e quindi da questo bisogno, da questa speranza che il sole ritorni sui campi, sulla terra, a vivificarla, che torni la vegetazione. E poi quindi c'è questo bisogno assoluto della luce. Quindi il Natale è la festa della luce, nell'Epifania ci sono i falò, e quindi il valore rigeneratore, il valore importante del fuoco è sottolineato da queste tradizioni. Già Roma antica festeggiava i 12 giorni dopo il solstizio d'inverno, il sole invitto. Nelle campagne venete i farò bruciavano attorno alle famiglie patriarcali che insieme speravano in un futuro prospero, osservando la direzione delle fiamme. Sono tutti lasciti, sono tutti resti, non dico miserabili, ma insomma resti anche abbastanza evidenti di quella che era la piromanzia, la divinazione attraverso il fuoco. Pyros in greco è il fuoco, ed è rimasto anche nel nostro padovano termine per falò, che è piroe. E quindi siamo già abbastanza nobilitati, insomma.